Buongiorno a tutti. Sì, io sono, come Severnini, tanti gli anni sono che Beppe ha fatto in Sardegna quanto io ho dedicato alla cultura e al turismo, in tanti ruoli diversi nel settore pubblico. Sono stato il consigliere di qualche ministro, ho fatto l'assessore a cultura e turismo a Venezia, quindi settore istituzionale, settore pubblico, e così come anche nel settore privato. Ho collaborato e lavorato per tante organizzazioni, per imprese, gruppi, eccetera, e oggi, da oramai più di 11 anni, sono all'Ocse a Parigi. Dopo aver fatto per anni presidente e non potendolo fare più, adesso sono stato declassato a vicepresidente e quindi insomma mi occupo, diciamo, di turismo e di cultura. Oggi direi che cercherò di dirvi un po' di cose, soprattutto in relazione a direi due componenti: uno il turismo culturale e l'altro la Sardegna. Io ho letto il piano strategico regionale che è stato fatto, so della legge regionale sul turismo, ho letto tante cose sui vostri numeri, eccetera, e ho cercato di cercare dentro di me, e vi propongo oggi un riassunto di quelle che secondo me sono le cose che stanno succedendo, le tendenze, le prospettive, e cercare su questo di farci un ragionamento. Spero di stare anch'io nei tempi che mi sono stati dati. La prima cosa è che ecco, spesso quello che vi dirò è visto da una finestra che non è dall'Italia, è vista dal di fuori, perché l'Ocse sta a Parigi e da lì io leggo i numeri e li valuto e sento i commenti dei colleghi. Il turismo culturale è la cifra dell'Italia. Tutti gli studi, tutte le interviste, tutte le ricerche che sono state fatte dicono in modo chiarissimo due cose: è che siamo il primo paese al mondo più desiderato, ma soprattutto per una tipologia turistica, che è quella culturale. Secondo l'Ocse, poi, che fa molti studi, molti rilevamenti, eccetera, il 60% dichiara, dei turisti che visitano l'Italia, dichiara di venire per ragioni culturali, strettamente culturali. Naturalmente un tema, vado per pillole ovviamente, perché se no non abbiamo tempo di approfondire, e tanto che cosa intendiamo per turismo culturale, cosa intendiamo per cultura. Ovviamente la cultura, abbiamo sentito dire negli interventi precedenti in modo, è stato toccato tante volte, non è più la cultura di tipo estremamente ed esclusivamente tradizionale, così come la vivevamo fino a 20 e poco più anni fa, cioè i musei, la lirica, la musica classica, l'archeologia, le mostre, eccetera. Oggi, e l'UNESCO ci ha insegnato nel suo percorso, soprattutto nei siti del patrimonio dell'umanità, che all'inizio erano solo il Colosseo, le piramidi, il Partenone, eccetera, eccetera, e siamo finiti con la pizza, la dieta mediterranea e quant'altro, che è l'evoluzione dell'approccio alla cultura. Oggi la cultura è vissuta in un senso molto più ampio, quindi si è passati all'immaterialità, alle feste popolari, all'archeologia industriale, all'enogastronomia, siamo arrivati fino allo shopping. Quindi tutto questo oggi, che fa sempre un po' rivoltare nella tomba i vecchi professori anche solo qualche decennio fa, morti, oggi però tutto questo viene, diciamo, accettato e viene sempre interpretato come il senso ampio della cultura. Chi sono poi i turisti? Cioè la domanda, come è stato detto stamattina, è inutile ripeterlo. Oggi abbiamo le generazioni più giovani, i millennials, che ormai sono la pancia del turismo perché sono quasi quarantenni, quindi ormai sono il segmento più importante che c'è, e poi ci sono quelli più giovani, che è la generazione Z, e poi c'è un terzo settore di cui questa mattina non si è ancora parlato, che sono i cosiddetti over 60, cioè le persone un po' più grandicelle come me, i quali magari hanno la fortuna di stare bene, hanno più tempo libero, possono non fare le vacanze solo in agosto e hanno una discreta disponibilità economica.
il turismo e la cultura sono gli unici due settori dell'economia che si avvantaggeranno di uno dei problemi che l'Occidente, in particolare l'Europa, sta attraversando e che attraverserà sempre di più in futuro, e cioè l'invecchiamento della popolazione. Cioè sugli altri campi, ovviamente, a cominciare dall'INPS, hanno dei problemi con l'invecchiamento della popolazione, ma certamente non è il caso del turismo e della cultura. Questi, parliamo più dei giovani, perché evidentemente hanno una visione più tradizionale, un approccio alla cultura e quant'altro. Voi sapete che invece i più giovani, si è parlato tantissimo di esperienzialità, sapete che cosa vuol dire? Vuol dire andare ad avere un rapporto diverso con i luoghi che si visitano, con i rapporti con la popolazione, nel conoscere e capire ogni singolo aspetto della vita locale, le eccellenze e quant'altro. Una delle cose di cui non ho sentito parlare, che non ho visto nel piano strategico e che invece è molto importante, è dedicare, che sono sicuro esiste anche in Sardegna, anche se non ne trovo evidenza nei numeri e nei documenti che ho letto, è quello della sharing economy. La sharing economy è un argomento di cui normalmente si parla male. Parliamo dei problemi, parliamo del fatto che molti non pagano le tasse, che scappano i controlli, che non siamo sicuri, che eccetera eccetera, tutte le cose negative, quella che a livello internazionale si chiama unfair competition, cioè sul fatto che questi che operano in questo settore della sharing economy turistica ovviamente, e quindi dell'affittare gli appartamenti, le camere o anche le macchine, come avviene un po' in tutto il mondo, effettivamente giocano in un contesto dove l'operatore tradizionale è super controllato, deve pagare tutto, deve avere un sacco di vincoli, un sacco di cose, mentre gli altri operano in un contesto poco competitivo. Ma io non me ne voglio parlare dal punto di vista negativo. Vi voglio dire che il fatto di parlarne sempre male e sempre così ci fa dimenticare che invece la sharing economy è un fortissimo aiuto dal punto di vista turistico della valorizzazione di quegli ambiti che noi abbiamo sempre definito come minori, la ruralità, i settori interni, i villaggi difficilmente raggiungibili, le parti così, perché quelli sono parti, sto pensando all'Italia ma anche alla Sardegna, sono parti dove non ci sono alberghi, o se ce ne sono pochi, perché c'è sempre stata una fruizione scarsa, modesta, parziale, e quindi un'attività tradizionale di accoglienza non sta in piedi, non recupera margini, non riesce a vivere, non riesce a campare, ed è giusto. Però il fatto che esistano invece dei villaggi, delle case dove la gente può affittare una camera, un appartamento, eccetera, eccetera, ha fatto sì che in Italia, ma non solo in Italia, adesso cito l'Italia perché è il nostro paese, abbiamo vissuto, grazie alla sharing economy, uno sviluppo incredibile di tutto quello che sono quegli territori appunto un po' dimenticati. Negli ultimi anni noi abbiamo avuto un incremento fortissimo di turisti grazie alla sharing economy proprio in questi ambiti, e io credo che in Sardegna questo fenomeno dovrebbe essere investigato un po' di più di quanto non sia stato fatto, se non altro ufficialmente, e di come ho potuto vedere io. Perché la sharing economy vuol dire portare gente fuori stagione di tutti i ceti e di tutte le disponibilità, proprio in questi posti, che sono quelli che noi spesso vogliamo e vorremmo valorizzare, ma che non ci riusciamo. E poi c'è un altro elemento forte ed è incontestabile, perché oramai le ricerche, gli studi, le analisi che sono state fatte lo dimostrano chiaramente, è che chi va e sta e dorme in questa tipologia di accoglienza, come appunto è andare in una camera privata o cose di questo tipo, in genere risparmia rispetto al sistema diciamo tradizionale, alberghiero, risparmia soldi, ma quello che è incredibile è che quando uno risparmia dei soldi può fare due cose. Uno è prenderseli, mettersi in tasca e tornare indietro e ha risparmiato. L'altra è quella che invece succede, ed è che questi turisti si fermano di più. Cioè, visto che risparmiano, prolungano la vacanza. Questo è un elemento, credetemi, che in tanti paesi fuori dall'Italia ha fatto la fortuna. In paesi che hanno magari meno punti abbaglianti di attrattività e di attrazione come abbiamo noi in Italia,
sono riusciti a rendere interessanti e turisticamente attrattivi anche con vantaggi economici altre tipologie di località di destinazione. Ecco, il turismo culturale. Il turismo culturale è un turismo molto interessante, anche dal punto di vista economico. Voi sapete, adesso vi cito dati del MIBACT, cioè del Ministero, dove grazie a Dio siamo tornati come turismo, che è quello dei beni e delle attività culturali del turismo. Un turista culturale spende mediamente 130 euro al giorno, uno balneare ne spende 90. Il turismo culturale è molto meno soggetto alla stagionalità di quanto non lo sia il balneare, ovviamente, e come è stato visto anche nei dati, nei numeri che abbiamo visto prima, ha un rinnovato interesse soprattutto nelle generazioni più giovani. Un interesse per quell'approccio culturale che dicevamo prima, quello più ampio, quello trasversale, non c'è nessuno che è più un turista che va. Io mi ricordo, perché come è stato detto, io per molti anni sono stato direttore generale del Touring Club Italiano e una delle cose di cui ci vantavamo di più era la guida rossa. Se voi andate a prendere la guida rossa della Sardegna, adesso si trovano più facilmente nei mercatini dell'antiquariato che non in libreria, non so, voi dovreste fermarvi dei mesi sulla Sardegna, solo se volete vedere le cose più importanti, perché pagine e pagine e pagine dedicate a un singolo sito. Oggi non c'è più questa cosa. Mi diceva ieri sera la direttrice di Dove, che è qui con noi, che poi modererà nel pomeriggio, che quelli della generazione Z, cioè quelli che sono nati dal 2000, intorno al 2000 fino ad oggi, hanno il tempo di attenzione che dedicano di 8 secondi. Cioè la guida rossa, capite perché andate a mercatini dell'antiquariato, perché è una cosa, io ce le ho tutte ovviamente, ma richiede un approccio completamente diverso. Quindi oggi uno che si occupa di cultura va in un museo, poi va a sentire un concerto di musica, poi vuole andare a mangiare un piatto locale, comprare le bottiglie di vino, il filuferro, vuole portarla a casa. Cioè c'è una trasversalità, un modo diverso di fare fruizioni, e questo è evidentemente importante. Quindi il turismo culturale è molto interessante, il turismo culturale economicamente vantaggioso, con meno stagionalità, e cosa che ovviamente dobbiamo tenerne conto, non l'abbiamo capito solo noi, ma l'hanno capito tutti. Per cui chi può va evidentemente a cercare di sviluppare questo tipo di turismo. C'è un'ultima cosa da dire sul turismo culturale, che tutte le destinazioni che sono stati capaci o hanno avuto la possibilità o la fortuna di poter puntare sul turismo culturale sono più difese da quello che è il grande problema del turismo di oggi, la competizione. Oggi tutto il mondo compete, non è più come 30 anni fa, quando si competeva con il villaggio vicino, con l'altra regione o al massimo con i paesi confinanti. Oggi la competizione è tutto, dall'isola di Togo del Pacifico fino a qua, dalla montagna che compete con il mare, dall'inverno con l'estate, qualsiasi cosa. Oggi tutto è competizione, oggi tutti sono talmente informati, si accede in tempo reale a qualsiasi tipo di informazione, di numero, di dato, di possibilità, di proposta, che le reazioni sono immediate, tempestive. Chi si riesce a difendere di più da questa competizione sono sicuramente i paesi, le destinazioni che hanno sviluppato il turismo culturale. Chi non ha sviluppato ma si appoggia come il peggio del tutto è il turismo balneare. Il turismo balneare è il più soggetto a soffrire dalla competizione. E in un ambito come il turismo, che cambia dal giorno alla notte, dove minimi cambiamenti, avete visto nei dati che ci sono stati presentati come le tariffe insopportabilmente alte del periodo di maggio-giugno hanno immediatamente fatto crollare gli arrivi nell'aeroporto di Olbia. Cioè la gente cambia idea in una frazione di secondo, e quindi i paesi che hanno un turismo culturale, alcuni sono talmente difesi dalla concorrenza, come Venezia, città che io conosco benissimo,
fino a diventare patologia, lì l'overtourism è diventato un fenomeno insopportabilmente inaccettabile, ma Venezia non spende una lira di promozione in turismo, Venezia ha 20 film all'anno, 30 libri, gli fanno di tutto e continua ad avere una pressione e non ha problemi di concorrenza con questo o con quello. Invece chi è soprattutto balneare, guardiamo i dati del 2019, fino al 2018 l'Italia, la Spagna, la Francia, i grandi players, le grandi potenze del turismo sono andati benissimo, siamo andati bene nel 15, nel 16, nel 17, nel 18, anno dopo anno, più 5, più 7, più 9, più 4. Il turismo cresce fino al 2030 a una media del 4% all'anno, cioè un'Italia in più, 60 milioni di turisti in più all'anno fino almeno 2030. Naturalmente i turisti crescono di più di solito in Oriente, in Cina, in Vietnam, in Corea, in Indonesia, tutti questi posti qua, e cresceranno sempre di più e noi perderemo la nostra corona perché il nord mediterraneo consuma, come si dice in termini tecnici, il 51% del turismo mondiale oggi, ma andremo entro il 2030 scenderemo al 35%, perché tutti i paesi dell'estremo oriente cresceranno così tanto di popolazione, eccetera, e quindi di turisti, che ci porteranno via questa cosa. Ma pur in questo contesto noi abbiamo avuto anni di crescita decisamente superiore alle medie che ci aspettavamo. L'Italia, ma anche i dati della Sardegna, abbiamo avuto anni meravigliosi. Perché abbiamo avuto questi anni meravigliosi? Per due motivi. Tanto sapete che in Italia abbiamo 128 milioni di arrivi all'anno, di cui la metà sono italiani e la metà sono stranieri. La metà italiana è ricresciuta in questi anni perché, grazie a Dio, anche se poi è sempre difficile parlare di statistiche, sempre per il vecchio problema dei due polli che si mangia, del pollo che si mangia, eccetera, ma abbiamo superato, a partire dal 2015, siamo stati capaci di digerire abbastanza bene la grande crisi decennale che abbiamo vissuto negli anni prima, quindi la gente ha cominciato a spendere di più, a viaggiare di più. Nel frattempo il turismo è passato dal 38° posto nella scala dei valori all'8°. Scala dei valori vuol dire quali sono i valori più importanti per te? E la mamma, la famiglia, i bambini, la salute, queste cose qua. Ecco, quando io ero un ragazzo il viaggiare, il turismo, la vacanza era al 38° posto. Cambio la macchina o vado in vacanza? Cambio la macchina. Cambio l'orologio o vado in vacanza? Cambio l'orologio. Oggi i ragazzi, voi tutti lo sapete, o perché siete ragazzi o perché siete genitori di ragazzi, eccetera, ma questi non gliene frega niente, né dell'orologio, né della macchina, di niente. Questi vogliono andare, vogliono viaggiare. Oggi il turismo è uno dei settori dell'economia più resiliente. Cosa vuol dire? Guardate la curva di come è andato il turismo dal 1956 al 2030, dove l'ultimo pezzo sono solo previsioni. Continua a salire in una maniera spaventosa. Ogni tanto c'è un minimo di sussulto perché ci sono state le torri, perché c'è stata la malattia internazionale, le guerre, ma poi riprende rapidissimamente, ritorna a crescere e quindi il turismo è un settore molto, molto, molto interessante. I giovani ci puntano di più, quindi noi dobbiamo cercare di capire come fare in tutto questo a richiamare questo turismo culturale che cresce e che continuerà a crescere. Il turismo genera il 10% del PIL, il 7% in Sardegna, ma sulla media mondiale di tutti i paesi, diciamo, economicamente più avanzati, genera il 10% del PIL e circa un 8,5-9% della creazione di lavoro, di posti di lavoro. Sono numeri molto importanti perché oggi crescere nell'economia spesso vuol dire ridurre il numero degli addetti al lavoro. Il turismo è uno dei settori su cui tantissimi paesi nel mondo puntano per la crescita, perché non solo porta ricchezza, fatturato, eccetera, ma porta lavoro. Buona parte delle novità tecnologiche che stiamo vivendo e che vivremo di più in futuro ci vedranno far perdere posti di lavoro, ma il turismo chiede posti di lavoro in maniera democratica, perché non è come alcuni settori della tecnologia dove hai bisogno solo di ingegneri nucleari o di super specializzati, eccetera. Qui abbiamo bisogno
lo dico da vecchio uomo di centrosinistra, in maniera democratica vuol dire che c'è posto per i camerieri, per gli addetti a rifare le camere, anche per cuochi, eccetera, eccetera. Tutta una scala, fino evidentemente anche alla parte alta della piramide fatta di grandi professionalità, di cui la nostra università cerca con fatica di rincorrere in tempo reale l'evoluzione che il turismo ha, con molta fatica, perché poi c'è quel paradosso per cui laureiamo in Italia circa 3.000 giovani ogni anno in turismo, in diverse classi, ma sempre riconducibili al turismo, e poi il mondo del lavoro fa fatica a prenderne la metà perché non trovano nei giovani quelle conoscenze che sono invece richieste dal mondo del lavoro, perché la tecnologia corre, perché il mondo corre, perché gli imprenditori corrono e perché tutto cambia e purtroppo il mondo della scuola e della formazione rincorre, e quindi questo rende sempre più difficile il nostro percorso. Devo correre perché sto andando piano. Il turismo culturale in Italia, quindi come abbiamo detto, è una componente molto importante e ovviamente l'archeologia è una delle componenti che rientrano a pieno titolo nel turismo culturale. I numeri dell'archeologia sono numeri molto positivi, sta andando tutto molto bene, non faccio confronti fra i visitatori dei musei della Sardegna e quelli di altri musei italiani, perché non è corretto, non è giusto, ci sono mille difficoltà, ma una cosa è certa, noi vediamo che Italia, Svizzera, Francia, Germania, l'archeologia è uno dei settori che tira. Abbiamo avuto in 10 anni più 30% di visitatori a livello europeo nell'archeologia e se guardiamo solo gli ultimi 4 anni cresciamo a una media del 10% all'anno. Sono numeri rilevantissimi, incredibili. Cosa vuol dire questo? Io non voglio dire che quindi la Sardegna non sta facendo, sto dicendo che la Sardegna ha una straordinaria potenzialità, una potenzialità incredibile, per non dire di tutte le potenzialità dell'interno che sono già state dette in diverse forme e maniere questa mattina, il patrimonio artistico-culturale della Sardegna, storico, dal Neolitico a ieri mattina, è importantissimo, qui c'è una potenzialità enorme, enorme, ma qui viene il primo punto. Vi dicevo che il turismo balneare soffre la competizione, vi ho detto che quello culturale è importante, eccetera, eccetera, che qui ci sono delle straordinarie potenzialità dal punto di vista culturale, ma qui viene il primo problema. Nell'immaginario collettivo, nazionale e internazionale, la Sardegna è una destinazione di balneare, punto. Cioè guardate che nel turismo, come in tante altre cose, e noi per primi siamo colpevoli esattamente come tutti gli altri, Beppe Severgnini prima parlava di tutte le fake news o di tutte le idee che hanno gli stranieri sull'Italia, eccetera, eccetera, tutte sbagliate, la mafia, eccetera, eccetera. Ma noi siamo uguali, non è che se noi pensiamo alla Cina abbiamo una conoscenza specifica della loro cultura e quindi siamo in grado di fare valutazioni oggettivamente corrette, eccetera. Facciamo riferimento a quello che è la nostra conoscenza, i libri che abbiamo letto, cosa vediamo alla televisione, dei film, e quindi siamo necessariamente dei superficiali. Nel turismo, ancora di più, quello che conta non è la realtà delle cose, è ciò che noi percepiamo e pensiamo. Il 2019, lo dirò fra un minuto, ci dimostra proprio questa cosa. Allora io dico, ritorno al discorso della Sardegna. La Sardegna è una destinazione balneare. Ora c'è una giustificazione pazzescamente corretta, il mare più bello del mondo. Adesso Beppe diceva, ma dicono, anch'io ero presente quando se ne parlava, altri mari ci sono così, ma credetemi, io che fortunatamente essendomi occupato di turismo ho viaggiato tantissimo tutta la vita
io di mari belli come quella della Sardegna non ne ho mai trovati, non c'è Caraibi che tenga, non c'è niente, forse ci sarà qualche sperduta isoletta del Pacifico, non lo so perché non ci sono mai stato, ma il mare della Sardegna è un faro così potente che mette in ombra tutto quello che gli sta intorno, e questo è un gravissimo problema, perché promuovere la cultura della Sardegna vuol dire in qualche misura riuscire a contrastare quello che è nell'immaginario collettivo. Cioè, io ho fatto non tanti anni come Beppe in Sardegna, ma una quindicina d'anni ce li ho passati sicuramente venendo molte volte, e beh, è chiaro che tutti pensano e credono e hanno ragione che il mare sia un'attrazione turistica fenomenale, fantastica, importante, e questo genera la stagionalità, questo genera il non riuscire a vedere e quindi poter fruire di tutte le bellezze artistiche, storico, monumentali, eccetera, il patrimonio culturale della Sardegna. Questo è un primo problema. Dirò come secondo me si può in qualche maniera intervenire. Voglio dire una cosa sul piano strategico della Sardegna. Secondo me, come spesso succede, si finisce con documenti come questi, e devo dire che questo documento è fatto molto bene, fatto veramente molto bene, tecnicamente molto corretto, però inevitabilmente ci si parla sempre addosso e si dice quanto siamo belli, quanto siamo bravi, quante cose belle che facciamo, c'è nessuno meglio di noi, se noi siamo i migliori, perché guarda cosa abbiamo lì, ce ne avremo che di più, tutte queste cose. Io credo che quando si deve fare un'analisi per cercare di capire perché abbiamo dei problemi, e qui ci sono dei problemi perché la potenzialità turistica dell'isola è almeno 3 o 4 volte superiore ai risultati che ottiene, e io dico bisogna guardare quali sono i colli di bottiglia, quali sono i problemi, bisogna essere crudi, bisogna essere un po' anche forti nel dirci le cose che non abbiamo fatto bene o che dovremmo fare diversamente, e come, e qui ci sono solo delle ipotesi ovviamente, non è tanto cercare le responsabilità ma capire come rispondere a questi problemi in un contesto competitivo così pazzesco. E beh, se voi guardate il 2019, vi dicevo che gli italiani sono cresciuti dal 2015 al 2018 soprattutto perché hanno ripreso a viaggiare avendo superato i problemi della crisi. Ma gli stranieri perché sono cresciuti e in maniera così rilevante? Sono cresciuti, possiamo dirci tutte le cose positive, no? Perché piace di più l'Italia, perché abbiamo fatto una buona promozione, perché la Sardegna è stata brava e capace di promuoversi, eccetera, eccetera. Ma la vera ragione è un'altra. La ragione numero uno è che ci siamo avvantaggiati, come molte altre volte nella nostra storia, della crisi di tanti altri paesi dove la gente andava, di tanti stranieri. Allora voi, quali sono i turisti che vengono di più in Italia dall'estero? Quelli di lingua tedesca. Quali sono gli stranieri che vengono di più in Sardegna? Quelli di lingua tedesca. Cioè, quelli che vengono da noi sono soprattutto quelli di lingua tedesca. E quando dico quelli di lingua tedesca intendo l'Austria, la Svizzera, eccetera, eccetera, ma soprattutto la Germania. E la Germania quest'anno perché ha creato problemi alle Baleari? Perché ha creato problemi a tutte le isole del Mediterraneo? Perché? Perché sono tornati in Turchia, perché sono tornati nei paesini dell'est dell'ex Jugoslavia, no? Esatto, anche altre isole. Ma perché questo? Perché si sono tutti convinti che la Turchia, nonostante abbia invaso anche pochi giorni fa la Siria, malauguratamente, è tornata a essere un paese sicuro, perché l'Egitto è tornato un paese sicuro. Perché devo andare in un posto dove mi chiedono 545 euro per l'andata e ritorno di un volo, quando là c'ho una settimana tutto compreso? Vado di là e lo decido così. Non è che io programmo come faceva la mia nonna le vacanze dell'anno prossimo e mandava la lettera qua a Caparra all'albergo, come si faceva 50 anni fa, e metteva i soldi dentro nella lettera perché il postino non doveva vedere. Cioè, oggi si decide in giornata, all'ultimo minuto. La Tunisia. Cioè questi sono paesi che sono... Poi non è importante se è vero che sono sicuri o no,
è importante che la percezione sia questa. E i tedeschi ce l'hanno già dimostrato, voi forse non ve lo ricordate più, ma noi 13, 14, 15 anni fa, prima della grande crisi, già ci hanno abbandonato un'altra volta quando sono iniziati i low cost. Quando sono iniziati i low cost, i tedeschi ci hanno fatto le corna e sono andati in Spagna, sono andati in Turchia, sono andati in tutte le altre posti dove c'erano i voli low cost e poi li abbiamo faticosamente recuperati. Oggi chi perde? Oggi perché abbiamo una situazione in Italia dove abbiamo regioni che non stanno andando bene? Incluso il Super Veneto, number one, la regione più turistica d'Italia, sta perdendo il balneare. Poi la regione è talmente ricca di tutto che riesce ad andare bene, poi è collocata lì, è lì attaccata ai paesi della Germania e di lingua tedesca. Ma questi stanno andando male perché stanno perdendo i tedeschi. Allora andiamo a guardare un'altra regione che vive necessariamente, obbligatoriamente di balneare, l'Emilia-Romagna. L'Emilia-Romagna non sta mica perdendo, sta faticosamente cercando di tenere i numeri del 2018, perché hanno una capacità di elaborazione dei dati, di marketing, di interventi, di promozioni mirate, di cambio immediatamente sulla base dei dati reali, di cambio immediatamente di strategia, che è una regione alla quale noi dovremmo guardare da professionisti a professionisti. E la Sardegna sta avendo dei problemi, ma non ci sono, sì certo, il maltempo, tutto quello che volete voi, ma qui i problemi sono, uno, che siamo una regione balneare, punto, quindi siamo nella competizione, siamo con un turismo che spende meno, ma abbiamo le potenzialità per poter fare, e allora dobbiamo fare qualcosa, Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare una strategia, e qua guardate, pubblico-privato, perché le responsabilità sono tante, sono gravi nel settore pubblico, ma le responsabilità sono anche nel settore privato, degli operatori, perché su questo balneare gli operatori hanno costruito la stragrande maggioranza dei loro prodotti turistici e hanno anche creato la loro fortuna, il loro saper vivere, crescere, creare delle belle cose, delle belle strutture. Cioè, oggi bisogna cambiare la mentalità, non è solo perché bisogna saper valorizzare gli interni della Sardegna e la civiltà dei nuraghi e tutto quello che abbiamo, no, dobbiamo farlo perché dobbiamo far venire un turismo culturale che ci difenderà dalla competizione e per farlo bisogna fare promozione, bisogna fare comunicazione, bisogna fare tante cose, ma bisogna saper fare prodotti che siano collegati al balneare e bisogna comunicare, come diceva chi era Beppe, forse, che parlava del Trentino Alto Adige. Il Trentino è una delle regioni, Trentino Alto Adige, le due province autonome, sono capaci di fare una promozione straordinariamente ficcante, cioè loro vanno direttamente sul problema. Abbiamo l'autunno debole, facciamo promozione sull'autunno, ma non perdono di vista l'estate e l'inverno, cioè noi non dobbiamo vergognarci del mare, questo voglio dire in maniera chiara. Il mare è straordinariamente bello, dobbiamo arricchire il mare di queste cose, ma dobbiamo farlo con i prodotti, dobbiamo farlo in maniera più, come dire, concertata pubblico-privato, perché poi in realtà la promozione la farà soprattutto la mano pubblica, ma i prodotti li fa il settore degli imprenditori, del privato, sono loro che lo fanno, con dei circuiti. Ma questo è sufficiente? No, perché c'è un altro problema di cui non ho detto niente, ed è il tema, gli altri due grandi temi. Il primo è l'accessibilità, diciamo, col continente, e l'altro è l'accessibilità interna. Qui c'è un grossissimo problema di trasporti interni, che non è solo, come diceva bene Beppe Severgnini, quello di fare le piste ciclabili o unire le strade sterrate, che sono fondamentali. I tedeschi hanno finanziato in Italia una pista ciclabile che viene giù dall'Austria e attraversa e costeggia tutto il lago di Garda, che come sapete i tedeschi chiamano Gardasee perché è praticamente colonizzato da loro, quindi loro se la sono fatta per loro la pista ciclabile sul Garda. Ci sono quasi attorno a 100 chilometri di pista ciclabile,
Naturalmente vicino alle piste ciclabili ci sono i ristorantini, ci sono tutti i servizi, ci sono tutte le cose con beneficio dell'economia e quant'altro. Trasporti interni, bisogna che questi posti siano facilmente raggiungibili, siano collegati, che ci siano dei prodotti che mi portano e mi riportano, e questo è fondamentale. E l'accessibilità ovviamente dal continente, ma voglio dire, ma chi è che viene con 500 euro con un volo? Ma questo non vi fa male solo quel mese lì? Ma io me lo ricordo, l'anno prossimo vado prima a vedere la destinazione dove sono andato a 80, 100, 120 euro e poi casomai vado a rivedere di nuovo la Sardegna. Questo lascia dei dolori lunghi che poi si fa fatica a recuperare. Quindi su questo bisogna sicuramente intervenire. Quindi, primo problema, l'identità percepita, lavoro gravoso, ma su cui bisogna lavorare, l'accessibilità, i trasporti interni. E sull'accessibilità vorrei dire una cosa, ma io non lo so, adesso ho visto il mio biglietto il biglietto aereo Malpensa, sempre lo stesso, quello che è stato fatto vedere nell'esempio, Malpensa Olbia Malpensa. Ma io sono rimasto sorpreso dal prezzo, è troppo alto. E siccome, voglio dire, non è stato comprato dall'ultimo dei beccaccioni, ma è stato comprato da super professionisti del settore, e cioè io dico, ma io lo trovo un prezzo troppo alto, ma qui bisogna abbassare i prezzi in quella che volgarmente si chiama la bassa stagione, e poi bisogna avere la capacità di fare degli eventi di richiamo. Guardate, e poi finisco, cito il tema dell'Expo a Milano. Bisogna avere la capacità, l'Expo, guardate che Milano è diventata la seconda città più turistica d'Italia, dopo Roma. Ma il turismo cresce, Milano io che sono milanese di nascita, mai mi sarei immaginato che Milano sarebbe diventata una città turistica. Non abbiamo più edicole, sono diventati tutti i posti dove si vendono i souvenir adesso. Cioè è diventata una città turistica, grazie al business ovviamente, a tante cose, alla moda e alle altre fortune che noi abbiamo avuto, ma è diventata, ha fatto un salto, un gradino, la curva saliva lentamente, ha fatto così e l'anno dopo non è tornato giù, ha ripreso a crescere da là con l'Expo. L'Expo è stato un faro incredibile sulla città, e questo è alla base del fatto che abbiamo combattuto lungamente per diventare poi Milano Cortina la sede delle Olimpiadi invernali. Oramai oggi gli eventi sono diventati una componente fondamentale della promozione della comunicazione. È rischioso, è costoso, sono investimenti, non costi. Bisogna saperli gestire, ma se la Regione Sardegna vuole fare un salto, deve farlo anche grazie agli eventi, in autunno, in primavera, in inverno, e sviluppare quello che si chiama il MAIS, che è quello che volgarmente si chiama il turismo congressuale. Ma qui avete tutte le potenzialità, ma non c'è il posto dove andare. Cioè fare un convegno da 15.000 persone, dove le mettete? Ma io sono convinto che le organizzazioni internazionali verrebbero molto volentieri qui, ma ci vogliono prezzi bassi, ci vogliono alberghi con le strutture dedicate, sale conferenze enormi, capacità di organizzazione dell'amministrazione locale di fare queste cose. Io credo che ci voglia un approccio enormemente più professionale, che bisogna intervenire sui colli di bottiglia, che bisogna lavorare sull'identità e bisogna investire, mano pubblica e mano privata, investire, perché oggi la competizione è grave, oggi si soffre del 2-3% perché la Tunisia, perché l'Egitto, perché di nuovo la Turchia, i tedeschi, l'avventura sarà peggio, la competizione sarà peggio, bisogna rapidamente, il turismo cambia alla velocità della luce, bisogna reagire alla capacità della luce. Grazie.